Sto valutando il da farsi, infatti siamo in riunione. Così ci ha detto questa mattina Silvio Alessi riguardo le sue annunciate dimissioni da presidente dell'Acragas. Si può dire che uno spiraglio aperto esiste e anche la volontà di salvare il salvabile da parte di chi in questi anni ha dato il massimo per portare ad Agrigento il calcio che conta. Intanto, sollecitati ad intervenire, hanno detto la loro gli amministratori comunali, a cominciare dal sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, il quale ha invitato Alessi a non mollare, perché non è possibile far finta di niente dopo 5 anni di lavoro per arrivare alla Lega Pro. Confortante anche l'intervento dell'assessore allo sport Giovanni Amico, il quale è dell'avviso che una soluzione per salvare l'Acragas si troverà. Ma è Peppino Tirri a riaccendere la speranza, convinto che presto si chiarirà ogni cosa. Insomma, l'Acragas, o se preferite il gigante, continuerà a rappresentare la città di Agrigento, così come si augura la tifoseria, entrata in ansia nelle ultime ore, soprattutto da quando è stato diffuso il comunicato del presidente onorario. Ricordiamo che Marcello Giavarini, intervistato ieri dal nostro direttore, si è detto disponibile a far parte ancora della famiglia biancoazzurra. Io potrei ancora riprendere in considerazione più avanti se qualcuno entra, porta avanti l'Acragas in giro, prestare, collaborare, dare un piccolo sponsor, una contribuzione, ma non posso essere il capitano unico da portare in giro l'Acragas. Intanto è alla gara di domenica che bisogna guardare con fiducia. In vista della trasferta di Pagani, la squadra si è allenata sul campo di Fontanelle senza minimamente avvertire, per fortuna, il peso delle polemiche. Chissà che domenica pomeriggio un grande aiuto in casa Acragas non arrivi proprio dalla partita di Pagani. È l'augurio di tutti ad Agrigento.